soluzione ce l'ho io qua. Non permettetemi che io abbia mezza percezione di un credito pericoloso, perché la finisco guardando per me. Abbiamo fatto arrivare le persone. Io non ho più una bici, non ho neanche una bici in questa stanza. Quindi... È stato questo il momento di maggior tensione questa mattina in tribunale a Treviso. Seduto a terra Massimo Baggio, 54 anni, e sotto le sue ginocchia una borsa sportiva dalla quale uscivano dei fili che l'uomo teneva stretti con la mano destra. La minaccia di farla finita dopo 2 ore da quando Baggio si era legato al portone del Palazzo di Giustizia. Un tentativo di gesto estremo conseguente ad una situazione personale e finanziaria disastrosa. Per quello che mi è stato creato, per i danni che mi sono stati creati, io ho lavorato nel trasporto, io ho perso la dignità di uomo e di papà. Un dialogo ingaggiato con un agente delle volanti al quale Baggio confida tutto il suo disagio. E mia figlia viene a piangere, papà questa non mi lascia più dare turbine della mia camera. E qui si capisce il perché del gesto eclatante. La casa dove vivono le sue 3 figlie domani finisce all'asta. A quel punto le forze dell'ordine si preparano per 2 soluzioni. Da una parte chiamano il presidente del tribunale, Antonello Fabbro, e il responsabile della sezione fallimentare, Bruno Casciarri, e dall'altra fanno arrivare degli uomini dei reparti speciali. Attorno alla scena avvocati e cittadini che attendono di poter entrare in tribunale vengono ulteriormente allontanati, mentre una porta laterale garantisce la via d'uscita per chi si trovava all'interno dell'edificio. Verso le 10 inizia il dialogo tra Massimo Baggio e i magistrati, che si conclude circa mezz'ora dopo con l'uomo che si alza ed entra con loro all'interno del Palazzo di Giustizia. Subito dopo un artificiere in tuta anti-esplosioni procede alla verifica della borsa che Baggio teneva con sé. All'interno un telefonino e una bottiglia con del liquido, ora al vaglio delle forze dell'ordine. Verso le 11 la situazione è tornata alla normalità con una lunga coda per poter accedere alle udienze.